Come si festeggia oggi questa giornata? Oggi insieme a mio padre festeggiamo tutti quanti insieme, perché ci piace tanto stare in famiglia a noi. In questa età magari ci sta più fare, ad esempio, auguri, però magari quando si era più piccoli si faceva un po' il regalino così. Hai fatto gli auguri al papà oggi allora? Sì, sì. Come si festeggiava un tempo? Non si festeggiava prima. Sì, ma non la festa del papà. No, non esisteva. È cambiata tantissimo, non è per scontata, è una giornata normale. Un tempo invece? Un tempo si sentiva di più, come le feste natalizie, le feste a Pasquale, ognuno pensa per sé, compresi i figli. Nell'infanzia era molto più sentita come festa, cioè si facevano anche i lavoretti alle elementari, invece adesso non si pensa più tanto, però gli auguri si fanno a prescindere. Io avevo intenzione di fare anche un regalino, Spoileriamo, che regalo vorresti fare al papà? un braccialetto. Si festeggia ancora, secondo me anche con un po' più di consapevolezza su quello che deve essere il ruolo del papà, quindi un maggiore coinvolgimento nella famiglia, nella gestione dei bambini, insomma c'è più consapevolezza. Comunque è una festa che è sempre nel cuore questa delle persone, vero? Certo, la festa della mamma, la festa del papà, la festa dei nonni che c'è da qualche anno. E sono i sentimenti quelli che contano poi nella vita, no?